Si torna in campo 4 giorni dopo in condizioni completamente diverse, ma con la stessa fame, la stessa voglia di portare a casa i 3 punti. Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, ben trovati da Francesco Cammuca allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo per il proseguo della sfida tra Parma-Valle Unitas Sciacca, 19ª giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Partita che, ricordiamo, ripartirà dal minuto 20, ovvero sia dalla fase del match in cui il direttore di gara, il signor Russo, della sezione arbitrale di Benevento, ha emesso i 3 fischi per un infortunio a lui stesso occorso. Hanno cambiato pelle nel frattempo, nel giro di 4 giorni, di queste 96 ore, le due squadre da una parte e dall'altra, gente che rientra, gente che va fuori. È cambiato anche il clima, come ho già accennato in sede di presentazione della gara. Sabato un sole che spaccava le pietre, oggi purtroppo Palermo si è risvegliata sotto la pioggia che al momento non cade sulla borgata marinara di Partanna Mondello, ma sempre incombente, sempre con le nuvole grigie e minacciose sopra il cielo che governa e sovrasta l'impianto sportivo della Parmonval, e si riparte esattamente da lì dove si trova il nuovo direttore di gara della sfida, ovvero sia un fischietto arrivato da Cassino, il signor Andrea Musumeci. Noi siamo pronti anche a far partire il cronometro, la palla ce l'avrà tra le mani Valerio Chimento. Alla ripresa del gioco anche la lettura delle due formazioni, come dicevo, qualche variazione. Fischia il signor Musumeci, è ricominciata Parmonval Unitas Sciacca, mettetevi comodi in questo mercoledì pomeriggio uggioso di fine gennaio. E Chimento che gestisce il primo pallone della sfida, come del resto stava per gestire l'ultimo pallone della sfida. Recupera Dennis Di Mercurio, che prova a correre, a far correre i compagni, nello specifico Cari, che viene però fermato dall'ottimo intervento di Gonzalo Sanchez. Allora formazioni con la Parmonval che schiera per l'appunto in porta Chimento, poi con numero 2 Torres, numero 3 Cervello, numero 13 Piscopo, numero 5 Sanchez, numero 6 Di Maria, numero 20 Passero, numero 8 Sanz, numero 9 Martinez, numero 10 El Amraoui, numero 11 Russo. In questo caso le novità sono rappresentate dalla presenza in campo di Piscopo al posto di Sorrentino, dal punto di vista prettamente numerico. Per il resto stessa formazione che ha iniziato la partita, però con i recuperi di cui parlerò a breve. Formazione per l'Unitas Sciacca con Cheba Jaber in porta, numero 2 Caternicchia, numero 3 Di Mercurio, numero 4 Sinacori, numero 20 Fricano, numero 6 Jammè, numero 7 Galfano, numero 8 Nicoletti, numero 9 Cari, numero 10 Camara, numero 11 Margaritini. In questo caso di novità rispetto all'11 iniziale non ce ne sono, ma come andremo a vedere anche dalla panchina, anche in questo caso novità da una parte e dall'altra nei giocatori a disposizione dei due allenatori, in primis di Corrado Mutolo, che porta con sé in panchina, mentre qui Di Mercurio di testa, dicevo, in panchina per la Parmonval, il secondo portiere Minini, poi Sorrentino che sta facendo posto dal primo minuto a Piscopo, poi Follari, Buscetta, Ruisi, Tamaio, Zerbo e i due rientri, ovvero sia quelli di Totò Rappa e di Salvo Mancuso. Dall'altra parte in panchina a disposizione di Angelo Galfano, mentre c'è la conclusione di Martinez ribattuta, c'è il secondo portiere Sabella, poi Genco che si accomoda in panchina per fare posto a Nicoletti. A seguire Rotolo, Triolo, Dimino, Guardino, Jeremy, Erbini e Ricciulli, quest'ultimo assente per infortunio nella gara di 4 giorni fa. Ancora fuori i vari Cipolla, D'Amico e Licata, mentre c'è un fallo laterale battuto lungo, il colpo di testa di El Amraoui calcia via il pallone di Mercurio da un capitano all'altro, poi il controllo da parte di Sanchez, di fatto innesca Margaritini, corre, ma anzi si tratta di Galfano, adesso Margaritini fermato da Sanchez, lui a sbagliare, lui a rimediare, poi nel pantano porta sul pallone il difensore argentino, giocatore senza dubbio da seguire, Gonzalo Sanchez, anche per il prosieguo della sua carriera. Cervello di testa, poi corre Sinacori, l'intervento in mezzo al campo, Martinez pressato da Camarà, forse un tocco di mano, non secondo il signor Musumeci, allora Africano protegge contro Martinez, poi la gioca in avanti, c'è il tocco falloso
di Martinez, calcio di punizione. Le proteste di Samuel Amraoui, ma è inflessibile il direttore di gara. Calcio di punizione per l'Unitas Sciacca. Batte Mudujammeh, spizzacari, poi colpo di testa in avanti da parte di Torres. Caternicchia evita, almeno sembrava evitare l'intervento da parte di Russo, che è falloso. E allora altro calcio di punizione per la squadra di Angelo Galfano, che in questo momento rappresenta il baluardo, la speranza, anche per, oltre che per sé, anche per le altre formazioni d'alta quota per la disputa dei playoff. Ricordo che in seguito a quanto è avvenuto nello scorso turno, ovvero quando Parmoval e Unitas Sciacca non sono riuscite a completare la loro partita, la classifica adesso vede l'Unitas a 10 punti di distacco dalla Gela, che è secondo, 35 punti contro i 45 della squadra di Cacciola, il che significa che basta perdere un solo punto per i neroverdi per mandare in fumo l'opzione playoff per sé e anche per Piana e Don Carlo Misilmeri, oltre che per il Marsala, che è appena fuori, che ancora spera. Calcio di punizione, la battuta di Fricano nel cuore dell'area. Martinez col petto, poi la mette giù e cerca di uscire, palla al piede. Torres, El Amraoui, Martinez. La sventagliata del centravanti della Parmoval a cercare Cervello, fermato dall'intervento di Nicoletti. Poi Cervello torna su lui, sradica il pallone dei piedi. Il servizio per la conclusione, che rimane lì. Poi in qualche modo Passero riesce a servire Torres. Conclusione di Torres. La mette in calcio d'angolo Keba Jaber. Primo tiro della partita, considerando anche sabato. E la prima palla gol la costruisce la Parmonval, tutto nato dalla proverbiale energia di Joseph Cervello. Ne ho già parlato ampiamente anche nel corso della breve diretta di sabato. Giocatore che sta vivendo una stagione eccezionale, al di là dei 5 gol fin qui messi a segno. Ma occhio al tiro alla bandierina, che anche il primo della partita, se consideriamo quanto è accaduto sabato scorso, alla battuta dovrebbe andare Russo. La palla nel cuore dell'area, prova a staccare Torres ma viene anticipato, poi allontana Galfano. E l'Amraoui riapre per il tentativo, ancora Keba sul tiro che è arrivato dalla destra. So visto bene Passero. In ogni caso è fallo laterale per una Parmoval che sta spingendo, già 2 le occasioni per la squadra di Mutolo. La rimessa di Torres, colpo di testa di Martinez, non può arrivare nessuno, mentre per completezza la conclusione è stata di Sanz, la seconda che abbiamo raccontato ovviamente nel giro di un minuto, che ha visto l'intervento questa volta con i pugni da parte di Keba Jaber, che è pronto a rinviare l'estremo difensore della squadra detentrice della Coppa Italia Eccellenza Sicilia, e che a breve partirà anche per il viaggio che passerà dalla Calabria per cercare di emulare quanto fatto un anno fa dalla Paternò di Mister Raciti di Mercurio. Qui intanto forse un fallo di Samuel Amraoui su Di Mercurio, calcio di punizione, chiede scusa il capitano della Parmoval al suo omologo della squadra saccense. Ricordiamo che l'Unitas Sciacca affronterà il 12 febbraio il DGS Praia Tortora, una partita che si giocherà a Praia a Mare. Qui intanto va giù Martinez, l'arbitro fischia, fallo in favore però della squadra ospite, ancora su Fricano. Si giocherà
il primo turno nazionale della Coppa Italia Eccellenza in provincia di Cosenza, Praia a Mare. Il 12 febbraio l'andata, il 19 febbraio il ritorno. Scoprirete naturalmente se sarà Sportisili a produrre l'eventuale diretta della partita. Tanto concentriamoci su questa. Sinacori, affrontato da Cervello, riesce a scaricarla per Margaritini che si porta vedente sul fondo. Il cross è ribattuto ed è fallo laterale per l'Unitas che adesso si affaccia in avanti. Fa specie dopo una manciata di minuti all'inizio della nostra diretta, che siamo quasi alla mezz'ora. Sta per scadere il 29esimo con Giacomo Fricano alla battuta del fallo laterale. Rincorsa medio-lunga per cercare di arrivare in area. In effetti in area arriva, Cari sbilancia un avversario, secondo l'arbitro in maniera fallosa. Punizione Parmonval. Per il momento seduto Corrado Mutolo, evidentemente sta cercando di capire quali sono le eventuali mosse mentre passeggia come sua abitudine davanti alla propria area tecnica Angelo Calfano. Chimento alla battuta della punizione, a vuoto Martinez, a vuoto Camarà, arriva sulla palla Fricano che non si fida del retropassaggio, poi la palla carambola sul volto dell'ex giocatore della Don Carlo Misilmeri. Dopo il contrasto con Cervello, rimessa Parmonval, e qui il fondo del Franco Lo, che sicuramente non è campo delle migliori occasioni, ma questo è un discorso trito e ritrito. Qui Fricano non si è fidato del retropassaggio, ha cercato di liberarsi da solo del pallone. Qui Martinez accomoda il pallone in fallo laterale, quindi rimessa che cambia padrone, passa nelle mani dell'Unitas Sciacca, scade la mezz'ora, partita in corso da 10 minuti, risultato di 0-0. Con però, a differenza di quanto accaduto sabato, già un paio di situazioni pericolose firmate dalla Parmonval. Prima da Torres, poi da Sanz. Galfano vince un rimpallo, poi passa per vie centrali, c'è Sinacori, controllo, poi pressato da Sanchez, gran controllo qui da parte di Sinacori, anche del corpo. Fricano apre, qui Margaritini si fida eccessivamente del terreno di gioco. Il lancio di Fricano sul quale è arrivato Passero, bravo poi a uscire Giammè, e fallo laterale Parmonval. Cervello, Sanz, pressato Sanz da Sinacori, fallo e calcio di punizione. Qui catechizzato Sinacori, reo di aver commesso fallo in una zona non pericolosa con l'avversario di spalle. Intanto Di Maria sul punto di battuta, fischia l'arbitro. La battuta verso l'area, colpo di testa, poi Sanz viene anticipato dall'intervento di Sinacori, prova ad arrivare Calfano, in anticipo su di lui Piscopo che deve tenerla in campo, ci riesce ma di fatto la serve a Filippo Caternicchia. Poi in avanti, anzi in fallo laterale Camarà, non riesce a costruire le sue consuete trame la squadra nero-verde, anzi verde e nera, prima che arrivino correzioni. La Sciacca ci hanno detto la squadra noi la chiamiamo verde e nera, non nero-verde, quindi noi assecondiamo, come è giusto che sia, questa richiesta. Di Mercurio di testa, poi sempre di testa Torres. Passero, Sanz di prima su Cervello, anticipato da Fricano, poi scavalcato al pallone Sinacori, la palla arriva a Passero, Sanz, tocco per Piscopo che è il problema di giocarla, in qualche modo la palleggia, poi il pallone arriva dalle parti di Russo, l'arbitro fischia calcio di punizione, fallo ancora di Sinacori, sul quale non sembrano essere particolarmente d'accordo i giocatori ospiti, in particolare Nicoletti che era lì nei pressi, ma non ha voluto sentire ragioni il signor Musumeci. E calcio di punizione, Sanz e Lamraoui, lì vicino anche Di Maria, la sensazione è che andrà a battere il numero 8.
Rincorsa lunga anche per El Amraoui. Vedremo chi andrà alla battuta. Il calcio di punizione per la Parma al minuto 34. 2 in barriera per Keba, fischia l'arbitro, va Sanz proprio sul muro. Poi nuovo tentativo, pallone allontanato africano, prova ad arrivare Sinacori. L'anticipo di El Amraoui regolare. Martinez per vie centrali, il controllo di Passero che è in fuorigioco. Annulla e balza la successiva conclusione di Piscopo, con la palla che si è persa tra le braccia di Keba Jaber. Già ripartito il gioco. Caternicchia, Nicoletti aggredito da Sanz, poi un calcio da dietro di Sanz su Nicoletti, punizione. Sulla palla si porta Dennis Di Mercurio che cerca un punto non bagnato per far riprendere il gioco. Punizione che arriva dentro l'area, stacca Sanchez. Galfano prova ad aggirare Torres, poi subentra ancora Sanchez, palla nel parcheggio, rimessa per l'Unitas che rimane in avanti. In arrivo gli ultimi 10 minuti del primo tempo, difficile anche stabilire l'eventuale entità dell'eventuale recupero, considerando che l'arbitro deve tenere conto di quello che sta vedendo adesso. Cross di Caternicchia direttamente oltre la linea di fondo, nessuno, né Cari né Margaritini pronto all'appuntamento. Allora Chimento andrà dal fondo. La palla dalle parti, poi Martinez guadagna fallo laterale. Un cervello alla battuta. Colpo di testa di El Amraoui che prova a tenere in campo il pallone, non ce la fa. Caternicchia. Poi fermato Galfano dall'ottimo intervento di Torres. Palla in verticale, prova a tenerla in campo Russo e ce la fa. Russo può andare sul fondo, mette in mezzo il pallone, l'uscita statuaria come sempre di Keba Jaber che va subito a rimettere. Cari con l'anticipo da parte di Sanchez. Martinez mette giù il pallone, cervello. Sanchez, arranchi quasi completi in attacco alla Parma. Martinez fuori gioco. Annulla vale il tiro, che era stato un gran tiro con Keba che aveva salvato mettendo sulla traversa. Intanto proteste anche abbastanza vibranti, anche se ho percepito anche abbastanza ironiche da parte di alcuni giocatori della Parma su questa chiamata di fuorigioco. Potrete naturalmente giudicarla anche voi dalle immagini. In ogni caso 7:40 allo scadere del 45esimo, 0-0 al Francolo Monaco, con la Parma che in termini di palle gol sta costruendo qualcosa in più. Unitas che evidentemente, così come va detto, è successo nei 20 minuti giocati sabato, forse fa fatica a prendere le misure col terreno di gioco, anche se la Parma sta, così come sabato, anche mercoledì, anche oggi, sta giocando con grande aggressività. Caternicchia sventagliata a cercare Cari, ma ancora una volta troppo lungo il pallone.
Sembra quasi mancare un po' di fosforo in mezzo al campo alla squadra di Galfano, fosforo che, come ben sappiamo, garantisce un giocatore come Andrea D'Amico. Prova ne sia, tra le tante giocate di questa stagione, la punizione che balza la coppa a Paternò contro l'Avola. C'è calcio di punizione per l'Unitas Sciacca, con Di Mercurio che arma la corsa di Fricano. Intervento di Passero, poi Cervello, ancora Fricano, la palla esce, rimessa Parmonbal. La rimessa di Maria, cerca Cervello che prova a sfiorare, Fricano controllo e calcio. Poi Piscopo con l'anticipo su Cari, un po' spaesato il centravanti. Allora c'è l'avanzata di Piscopo in avanti scoperta, lancio verso l'area, Passero controlla, poi il colpo di testa con grande freddezza da parte di Fricano su Cheba. Galfano, verticale, cerca Cari, non lo trova. Ancora errori in fase di impostazione da parte della squadra ospite. E fin qui Parmoval che sta difendendo in maniera ordinata e attenta, facendo forzare qualche giocata, come in questo caso c'è stata la deviazione di Torres sulla palla in verticale di Galfano per la corsa di Margaritini e di Caternicchia. Caternicchia che batte la rimessa, colpo di testa di Russo, poi l'anticipo volante di Mercurio. L'arbitro concede vantaggio perché ha visto il colpo su Martinez. Jamais la mette in fallo laterale. I giocatori protagonisti anche in altre squadre, in altri duelli particolarmente accesi, come ad esempio quelli tra Mazzarese e Folgore, quando il centrale giocava con la squadra giallorossa di Mazzara del Vallo. Invece Sami era uno dei top player dei rossoneri folgorini. Fricano cambia gioco, va da Caternicchia, due terzini. Qui intanto la palla recuperata da Camara che prova ad andare in verticale, colpo di testa di Cervello, prova ad arrivare comunque Margaritini, inseguito da Sanchez, non si accontenta del fallo laterale, l'attaccante dell'Unitas che scarta e mette in mezzo, è andato a terra Galfano e poi conclusione, ribattuta, calcio d'angolo ma anche episodio domoviola. E si fa vedere l'Unitas per la prima volta all'inizio della partita. Scusami, se cantiera lo dobbiamo unire allora, no? Oggi non lo dobbiamo unire. Andrà Fricano alla battuta del primo calcio d'angolo della partita per l'Unitas Sciacca allo scadere quasi del minuto 42. C'è tanto traffico in area, la palla sul primo palo, colpo di testa da parte di Torres, poi altra palla messa da Fricano, spizza Sanz, si accontenta del fallo laterale Jamais, poi spintarella da parte di Sanchez che chiede scusa al suo dirimpettaio, per così dire, oltre che al direttore di gara, il signor Musumeci. Margaritini defilato, raddoppiato e su spalle al campo, cerca di giocarla col tacco, allontana Sanz. Martinez, ennesimo duello con Jamais che ha la meglio di testa, poi Fricano prova a mettere il corpo su Passero, alla fine tocca per ultimo, fallo laterale Parmonbal a 2 minuti e spicci dal 45esimo. Guadagna qualche metro Cervello, poi la rimessa per Russo, El Amraoui si gira contro Fricano, Martinez cerca il tunnel, lo trova, non lo trova neanche Sami, poi subentra Russo, El Amraoui chiuso da Jamais. È partita vera, è lotta nel fango tra queste due squadre.
cervello con le mani. Di Maria, coinvolto il braccetto di sinistra con questo lancio che finisce direttamente dalle parti di Cheba, che va subito a rinviare. Ha visto la corsa di Galfano, palla un po' corta, alla fine Galfano si ferma per controllare, cerca di calciare, contrastato da Piscopo, alla fine Galfano in fallo laterale. Fin qui meritevole di lodi e di voti alti la prestazione del difensore ex tra le altre di Oratorio Marineo e Cus Palermo, che sta giocando da difensore in libera uscita, va spesso a pressare, cerca anche di dare una mano in fase offensiva. Intanto El Amraoui si mastica letteralmente il pallone, bloccato da Cheba. E questa non è rubricabile come palla gol vera e propria, ma El Amraoui aveva letteralmente un rigore in movimento e per un giocatore come lui è veramente strano vederlo calciare così male. Sina Cori, bella questa trama, interrotta da Sanz, come sempre a mettere trame ordito in mezzo al campo. Qui intanto fallo, un po' di storie tese anche, mentre arriva il giallo per Torres. Fallo su Lorenzo Galfano, mentre Angelo Galfano discute con Fricano anche per dare delle indicazioni, delle dritte dal punto di vista del posizionamento in campo. Si è alzato ormai da qualche minuto dalla panchina Corrado Mutolo, che ha assistito ai primi minuti in apparente calma. Adesso sembra essersi un po' acceso il tecnico della Parma. Scade il 45esimo, direttore di gara che non ha segnalato recupero, da vedere se si giocherà ancora dopo questa punizione. Camarà dentro, l'intervento di Sanchez, poi di Mercurio, allora si gioca. Camarà, verticale per Galfano che ha spazio, Margaritini cerca di dribblare Sanz, si defila, ancora Margaritini sul fondo, cerca il cross, lo chiude Sanz, ancora Margaritini, ancora Sanz e poi fallo dell'11 ospite sull'8 di casa, che sta giocando ancora una volta su altissimi livelli. Battuta di Chimento e per l'arbitro basta così per il primo tempo. Si torna dopo 26 minuti negli spogliatoi. Il punteggio è quello di partenza di sabato, ma è anche quello di partenza di mercoledì, ovvero 0-0 al Francolo Monaco tra Parmoval e Unitas Sciacca. Palle gol in avvio di ripresa del gioco per la squadra allenata da Mutolo, con Cheba che si è fatto trovare pronto su Torres e su Sanz. Più avanti episodio da Moviola, ma anche grande intervento della difesa palermitana sul tentativo di Nicoletti. Noi restiamo naturalmente collegati con il Francolo Monaco, alcune immagini dai campi targati Sportisiri e poi torniamo qui per il secondo tempo di Parmoval Unitas Sciacca. Restate con noi. Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita, per chi l'ha vista, abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create. Secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa. È normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la sesta vittoria consecutiva
rispetto al girone d'andata siamo a +3 perché lì avevamo perso, cioè sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono andato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta negli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misil Merida. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardella. La squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio e con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto non sono risultati dagli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova perché sappiamo che Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano la nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusione di colpi, puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone che tante volte perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti e c'è anche questo, però noi siamo stati sfortunati non per i cambi ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore che era Basile e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato che era Giuliano, per cui un difensore in più è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla del 2-1 a tempo scaduto. Io ricordo questa piazza con grande gioia, con grandi ricordi perché l'ho fatta nel periodo da giocatore quando era in Serie C. Sono stato qui 4-5 mesi e poi sono stato qui da allenatore in C 2 anni. Questa è una piazza che ancora ricordo, la famosa partita contro il Napoli che era il guardaline sotto le palazzine, non ha segnalato un fuorigioco, un nostro giocatore che veniva da dietro e che avevamo quasi pure battuto il Napoli che poi ha vinto il campionato, per cui ho ottimi ricordi. Questa è, come ho detto ai miei giocatori, oggi veniamo al Vincenzo Presti con una cornice di pubblico importante, fate vedere di che pasta siete fatti. E io su questo sono fiero e orgoglioso dei ragazzi perché hanno tirato fuori una prestazione senza, come dire, aver paura del Gela. È terminata con il risultato di 2-7 la sfida, la trasferta qui a Trapani
tra Giudecca e Palermo Futsal Club. Siamo qui con Dante Vitiello, un graditissimo ritorno, 2 gol. Qual è il tuo pensiero? Partiamo subito dai gol, magari. Sono felicissimo intanto di essere tornato al gol e innanzitutto di essere tornato in campo, anche perché mi è mancato per problemi personali e quindi vedo l'ora di ritornare. Fare gol ancora meglio perché mi dà ancora più motivazione. Poi mi piace il fatto che comunque sia stato uno, voglio dirlo, dei miei gol, ecco. Hai fatto 2 reti, ne stavi facendo addirittura un altro. Cosa hai pensato quando il portiere ti ha levato praticamente sotto l'incrocio dei pali a terza rete? Ci avevo creduto, ho detto arriva una tripletta all'esordio magari. Purtroppo non è arrivata, però l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa e che continuiamo a tenere il primato in classifica. Adesso parliamo un po' della partita in generale. 2-7, un buon primo tempo, nel secondo forse tante chance sprecate. Come l'hai vista la tua partita della formazione e del collettivo? Abbiamo preparato molto bene questa partita, sapevamo a cosa andavamo incontro, comunque una trasferta difficile arrivare anche qui a Trapani, però sapevamo che avremmo fatto bene, perché comunque siamo un bel gruppo, siamo una bella squadra, dove siamo ci meritiamo di essere per me. C'è stato forse un piccolo neo di questa partita, ovvero l'espulsione di Lorenzo Chinnici. È il tuo stesso ruolo, la prossima sfida è contro il Club Olimpia, che è una delle poche formazioni ad aver battuto il Palermo Futsal Club nel girone di andata. Ti candidi ad una maglia da titolare? Assolutamente sì, io sono sempre disponibile a disposizione del mister e presidente della società, sempre a essere pronto a giocare in qualsiasi momento. Mi dispiace per questa purtroppo espulsione, ma purtroppo è andata così. Chiudiamo invece con la tua esultanza. Prima hai esultato come Bellingham, poi invece hai mandato un bacio verso chi era rivolto, perché avevo visto che era verso il pubblico. Sia le persone a casa, la mia ragazza che mi aspetta a casa, specialmente la famiglia, ma specialmente a tutti quelli che ci seguono ogni giorno, perché anche grazie a loro, tra virgolette, è bello segnare anche per i tifosi. Qui con la coppia di presidenti del Merlo Calcio 5, oggi vincente contro il Sant'Isidoro Bagheria. Un saluto a Wilson Merlo e Raffaella Sansone. Un saluto qui a Wilson Merlo e Raffaella Sansone, che hanno visto i propri ragazzi oggi portare a casa 3 punti importantissimi che proiettano la squadra in zona playoff. Allora, è stata una partita era importante, è stata una settimana importante e soprattutto oggi con l'assenza del mister per cause, aveva la febbre oggi il mister e non poteva venire, quindi oggi è stata una partita che all'ultimo si è riservata complicata perché non sapevamo come gestirla. Devo dire che i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo avuto Bongiovanni che ci ha dato una grande mano insieme a Rizzuto, perché noi non siamo mister, quindi noi ci mettiamo solo nel lato presidenziale. Ma tutto sommato è stata una gara bella, che portiamo a casa 3 punti molto importanti. Non guardiamo il lato della classifica, ok, siamo ai playoff, ma l'obiettivo per adesso rimane sempre la salvezza. Questa è un'importante vittoria, soprattutto in fase di scontri diretti. Rientriamo dal stadio Franco Lo Monaco di Palermo, il secondo tempo di Parma Vallunitas Sciacca, ricordo 0-0 dopo i primi 45 minuti, si fa per dire, se ne sono giocati 25 più una breve recupero di 1 minuto concessi dal direttore di gara, il signor Musumeci della sezione arbitrale di Cassino, direttore di gara che è pronto a dare il via al secondo tempo, inizia in questo istante. Quindi rimettetevi comodi perché torna il recupero, anche se fondamentalmente più che recupero è un prosieguo della gara valida per la 18ª giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Primo tempo che ha visto molta più Parma, almeno dal punto di vista delle palle gol create. Qui intanto la palla recuperata e rigiocata in avanti con la corsa da parte di Galfano. Galfano resiste a Torres, prova a resistere a Sanchez, ma quest'ultimo lo chiude in maniera perfetta e poi subisce anche il fallo. Formazioni con la Parma che si schiera con Chimento in porta. I 3 difensori sono Sanchez, Piscopo e Di Maria. Gli esterni di centrocampo sono Torres a destra, Cervello a sinistra. Sanz agisce in mezzo al campo, poi ci sono Passero
e Russo insieme a Sami El Amraoui a supporto della punta centrale che è Martinez. Dall'altra parte invece il 4-3-3 dell'Unitas Sciacca con Jaber in porta, difesa con Fricano a destra, Caternicchia a sinistra. I centrali i centrali sono Giammè e Di Mercurio, oggi capitano vista la contemporanea assenza di Cipolla e di Licata soprattutto. In mezzo al campo Camarà a fare da schermo davanti alla linea difensiva. Le mezziali sono Yander, Sinacori e Nicoletti. In avanti a destra gioca Margaritini, a sinistra gioca Lorenzo Calfano, la punta è Hamza Kari. Ricordo che non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, quindi le panchine con tutti gli effettivi ancora a disposizione. Il secondo portiere Minini, poi Sorrentino, Follari, Buscetta, Rappa, Ruisi, Mancuso, Tamaio e Zerbo per la Parmonval. A disposizione invece dell'Unitas Sciacca il secondo portiere Sabella, poi Genco, Rotolo, Triolo, Dimino, Guardino, Jeremy. Intanto conclusione di Sami El Amraoui, bloccata senza grossi problemi da Kepachaber. Completerà la panchina della squadra saccense ci sono Bartolomeo Erbini e Claudio Ricciulli. Sami allo scambio con Passero, l'uscita in recupero da parte di Di Mercurio, poi Camarà fa correre molto bene Galfano, arriva per un anticipo Sanchez che protegge, il campo non lo aiuta nell'azione di protezione del pallone, poi è bravo a mettere il fisico Russo, scarico problematico su Sanz, poi arriva Di Mercurio, Sami però lo sbilancia e allora può correre in campo aperto El Amraoui, palla in profondità, chiude Giacomo Fricano. Sinacori qui prova a passare Margaritini e ci riesce su Cervello, ci riesce anche su Sanz che è costretto a spendere il fallo, calcio di punizione. Adesso toni agonistici decisamente più alti, emerge anche la tanta qualità presente in entrambe le squadre, con El Amraoui che ha avuto un paio di strappi molto interessanti, purtroppo per lui e per la sua squadra non è stato supportato a sufficienza. Qui ancora il 10 che viene sbilanciato, c'è il fischio contro Margaritini, punizione Parmonval, corre Torres che però non viene visto e allora con calma la squadra di Corrado Mutolo, che per il momento non fa muovere nessuno in panchina, invece praticamente quasi tutta in piedi a effettuare il riscaldamento. La panchina dell'Unitas Sciacca. Di Maria a puntare Sinacori, ancora Di Maria in proiezione offensiva, la palla non è uscita e allora sarà calcio d'angolo perché sul cross c'è stato l'intervento di Fricano. Dalla bandierina di sinistra andrà Sami El Amraoui. Tutta l'Unitas Sciacca in area di rigore con Sinacori che balla sulla linea del limite. Sono in 7 a saltare per la Parmonval. Ovviamente occhio alle torri, occhio ai difensori centrali che sono tutti in area, oltre a Martinez. Batte l'Amraoui, primo palo, Di Maria prolunga, colpo di testa di Cari, palla che rimane lì, Piscopo a terra, si gioca, poi allontana in qualche modo Galfano, vediamo se riparte, un 2 contro 2 potenziale per l'Unitas. Bravo Sanz a correre all'indietro e a recuperare il pallone e anche a subire il fallo. Altra giocata importante da parte di Sanz. E punizione Parmonval che qui si è spinta di nuovo in avanti. Da valutare quel contatto in area che ha visto andare per le terre Simone Piscopo. Giudicato regolare dall'arbitro e dal secondo assistente. Ricordiamo gli assistenti sono ancora una volta Lorenzo Poma che agisce tra le due panchine e Vincenzo Settipani, entrambi della sezione arbitrale di Trapani, entrambi già presenti sabato scorso. Naturalmente è necessario il cambio designazione mentre c'è il fallo di Russo su Nicoletti e punizione per la Parmonval, scusate, per l'Unitas Sciacca.
con Galfano che chiama a Jammeh, dagliela, nel senso passa la palla Africano, qui intanto Margaritini di testa verso fuori e non verso dentro, e allora rimessa laterale per la Parmonval. Cervello per la palla giocata da Africano, Sinacori fermato, Passero scambia con Martinez, si è sganciato Russo, Passero prosegue, poi Martinez, vede la corsa di Torres, in area Torres, sterzata, sinistro, Keba e poi la rete dell'1-0, dovrebbe essere stato Passero a metterla in rete, la sblocca la Parmonval, tutta la panchina ad abbracciare Dino Passero per il gol dell'1-0. E allora passa a condurre la squadra di Mutolo, che va detto ha creato di più rispetto all'Unitas Sciacca e si porta avanti. Gli abbracci con Dino Passero, anche Samuel Amraoui evidentemente lo voleva, lo cercava, ne aveva bisogno. Il ringraziamento al cielo per questo gol che sblocca la partita qui al Francolo Monaco. Intanto il direttore di gara che ha qualcosa da andare a dire, a spiegare alla panchina. Mancava il pallone, penso perché mancasse il pallone, c'era abbastanza particolare. In ogni caso da circa un minuto è cambiato il parziale al Francolo Monaco, l'hanno sbloccata i padroni di casa con il gol di Dino Passero. Camara, vediamo come reagirà, se reagirà l'Unitas, ma qui c'è un buon recupero da parte di Torres con la spallata e poi pallone ancora buono per il 2, affrontato fallosamente da Dennis Di Mercurio, punizione. È rimasto ancora a terra Torres. Intanto pronte le prime mosse per Angelo Galfano, che evidentemente non sta gradendo l'approccio alla partita da parte dei suoi giocatori. Sicuramente è pronto Aldo Genco, da vedere anche l'altro cambio scelto dal mister dei Verdenneri. Intanto la palla che spiova in aria, colpo di testa di Fricano, poi Sanz sempre di testa, Cervello la fa scorrere, Fricano la alza a campanile al limite dell'area, di testa Passero, allontana Di Mercurio. Adesso c'è anche un po' di vento che spira e in questo momento è favorevole alla Parmonval. Come il risultato? Galfano, la corsa di Cari, servito male, allora interviene ancora Dino Passero che porta a spasso il pallone, lancia in avanti, tocco di Galfano, fallo laterale per la Parmonval. Arrivano adesso i cambi, minuto 55, esce Sinacori, entra Genco. Il primo cambio, ce n'è un altro pronto, esce anche Nicoletti. Vita, Sami, Dovrebbe toccare, se ho visto bene, a Triolo. Non sono riuscito a verificare il nome del secondo sostituto, però sì, numero 5 Triolo, sì. Quindi Triolo e Genco, fondamentalmente due titolari abituali, con Triolo che si è andato a mettere sull'out di destra e quindi Fricano dovrebbe giocare un po' più avanti, sì, giocherà a mezzala. Intanto occhio a questa palla con Di Mercurio, esce e non esce Keba, alla fine Di Mercurio decide di giocarla e subisce il fallo di Torres. Grande Torres, vai, bravo. Ragazzi, ci siamo. La battuta di Keba
Colpo di testa da parte di Sanchez, quello di Triolo, quello di Passero, la palla scende, ancora di testa Jamé, scusate. Cari in avanti, Galfano la tiene in campo, poi prova a sfidare in velocità Torres, subentra anche Piscopo ma non la tocca nessuno e allora rinvio dal fondo per la Parmonbal. Dai Gaston, dai! Si parte adesso da studiare anche meglio a livello tattico l'Unitas. Intanto Sanchez la mette in fallo laterale. Intanto arriva il giallo per Sanchez per aver fatto perdere tempo agli avversari. Non lo fiscais però fallo che c'era non lo fiscais. C'è la rimessa per Caternicchia direttamente in area, di testa Piscopo, arriva Martinez e la lancia più lontano che può per far mettere a posto i compagni. Non sarà fallo laterale perché arriva prima Triolo che rischia sulla pressione di Passero, poi bravo anche a riciclare il pallone con un doppio dribbling, palla in avanti, Cari sovrastato dall'ottimo Piscopo, uno dei migliori in campo, il 13 in tenuta bianca. Martinez per Passero, cerca la corsa di Russo, la palla però esce in fallo laterale. Ha già rimesso in gioco il pallone l'Unitas con Modou Jamé, palla lunga, Sanchez, Di Mercurio, palla poi giocata larga da Genco. Caternicchia rischia di perdere, in effetti la perde perché arriva Sanz, poi Russo. È tanta l'energia sprigionata ai giocatori della Parmonbal e l'Amraoui chiede calma. Sanz da capo su Sanchez. Passero, controllo ad evitare l'intervento avversario, poi la spintarella di Aldo Genco punita col fallo. E l'Amraoui insieme a Sanz anche questa volta sul punto di battuta. C'è il fischio, questa volta batte il capitano che la mette dentro, Fricano di testa, poi Sanz recupera il pallone, non lo sfera il pensiero di calciare, Torres in fuorigioco sulla sponda per l'Amraoui. Sono tutti viziosi questi amici di mi chiedono la palla portata avanti da Triolo, Margaritini, palla di ritorno sbagliata e l'Amraoui. Sanz, palla per Russo, poi Martinez col tocco a chiudere da parte di Fricano. Non è ancora arrivata l'attesa reazione da parte dell'Unitas, anche perché, ripeto, come detto anche nel primo tempo, come detto anche sullo 0-0, la Parmonbal a livello tattico è disposta molto bene. Qui di testa l'Amraoui, cerca Martinez, spalla alla porta, poi in qualche modo si gira, la difende, cross di cervello, interviene Di Mercurio, poi Jamé in avanti, di testa il solito Piscopo, Sanz in avanti dove c'è Caternicchia che di fatto la apparecchia per Russo, male di testa all'11, allora Jamé, anzi Camara a metterla via, Di Maria, Sanchez di testa per Chimento. Sanchez, battuta lunga, cerca Martinez che insegue la palla, è fuori gioco però.
Di Mercurio, pallone per Jammeh, Triolo, palla in verticale, cerca Africano, controllato a vista da Di Maria, poi cerca la palla sulla corsa di Margaritini, ancora Di Maria, questa volta con la chiusura al piede, allora rimessa, praticamente un corner con le mani per l'Unitas Sciacca, lo affida a Triolo, con 5 uomini a riempire l'area, tranne Martinez sono tutti in casa Parmoval in area o al limite, di testa Cervello, di testa Passero, poi El Amraoui con la solita eleganza prova a controllare bene però fermato, e allora Jammeh, Camara, arriva ancora Jammeh ad allungare la falcata contro Cervello, propone il cross, smanaccia Chimento, la palla diventa buona per Genco che ci prova deviazione e palla in calcio d'angolo, e adesso sì che si accende l'Unitas con il tentativo dalla bandierina, minuto 63 appena cominciato, e Giacomo Africano che andrà alla battuta. Sistema lo scarpino destro il tutto campista dell'Unitas Sciacca, tutti in area al limite quasi, la battuta di Africano, secondo palo Jammeh, ha colpito lui per ultimo dopo l'intervento di Sanchez. Giusta, corretta la decisione, neanche troppo difficile in realtà, del signor Musumeci. Intanto cambia ancora l'Unitas. Eccolo qui il cambio, il terzo della squadra verde e nera, esce Galfano. E tocca a Bartolomeo Erbini, mossa necessaria anche per dare un po' più di verve dal punto di vista offensivo. Numero 18, vediamo che ha a disposizione anche Ricciulli come giocatore da mettere come esterno d'attacco, anche perché, va detta la verità, almeno fino a questo momento un paio di spunti interessanti, ma per il resto un giocatore come Margaritini, dal quale ci si aspetta sempre tanto, non sta incidendo, per usare un eufemismo. Intanto inizia a muoversi qualcosa sulla panchina della Parmoval con Buscetta che si sta scaldando proprio davanti alla panchina. Colpo di testa di Jammeh, quello di Africano. Erbini, prima palla della sua partita contro Piscopo, scarico su Caternicchia, pallone intercettato da Sanza, arriva Cervello che è il più lesto, poi va a lanciare su El Amraoui, raddoppiata El Amraoui su di lui Di Mercurio che usa anche le mani per cercare di fermarlo, subentra Triolo che lo scippa e allora corre Triolo. Genco, il servizio per Margaritini, vede compagni sganciarsi uno di questi Africano, aiutato anche dalla Pozzanghera a raccogliere il pallone prima di Sanchez. Palla centrale, subentra Passero. El Amraoui riesce a scaricarla, però non è un buon passaggio, allora lo controlla Caternicchia. Genco, Triolo, palla per Modou Jammeh. Di Mercurio, ultimo baluardo, adesso varca la linea di centrocampo anche lui. Caternicchia alza la testa, prova a servire Erbini, preso però in controtempo, allora esce bene, palla al piede Torres che accelera, torna a sgasare il numero 2. Torres steso da Camarà, fallo e giallo. È il terzo della partita dopo Sanz e dopo Torres, anzi sì, dopo Torres. Scaldarsi per l'Unitas, Buscetta a scaldarsi per la Parmoval. Intanto pallone che arriva dalle parti di Kepa Jaber. Dicevo, al momento sembra scongiurato il rischio pioggia, c'è sempre un po' di vento che ogni tanto spira in questa fase in favore della Parmoval, perché spira dal mare verso, per capirci,
per chi è pratico di Palermo, in particolare delle borgate di Partanna e Mondello, verso Partanna, quindi dalla spiaggia, dal mare verso il centro. Di Mercurio intanto alleggerisce di testa, Cheba deve impegnarsi nello scatto per evitare il calcio d'angolo e poi Caternicchia riceve dal suo portiere Di Mercurio, alza la testa e lancia, cerca Cari e lo trova questa volta, poi stacca Erbini, forse sbilanciato, si gioca Sanz, pressato proprio da Erbini. Sanchez prova a dialogare con Sanz, una giocata complicata che infatti genera un fallo laterale per l'Unitas. La battuta verso Camarà, pressato dell'Ambrau, in qualche modo il duello tra i numeri 10 viene vinto da quell'ospite che scarica su Caternicchia, prova ad avanzare, il tocco è per Genco, ancora Caternicchia che si inserisce, fermato da Piscopo, la palla rimane lì, Erbini prova a passare su Torres, il cross deviato senza intervento falloso da parte di Torres, poi alimenta ancora l'azione di Mercurio, Caternicchia con questa palla messa dentro, Fricano non arriva invece la conclusione di Margaritini, la sbuccia Chimento e il pareggio dell'Unitas, minuto 68, metà esatta del secondo tempo. Avevo detto Margheritini fin qui non è stato un fattore, lo diventa all'improvviso con la rete dell'1-1. E qui rammarico in casa Parmonval per questa gestione difensiva in toto, non soltanto naturalmente per la mancata parata di Chimento, ma più in generale per come tutta la squadra ha gestito questa situazione. E dunque minuto 68, il pareggio di Margaritini, ripeto ancora una volta, naturalmente non cambia il mio giudizio, non è stato uno dei migliori in campo, per usare un eufemismo, il numero 11 è l'Unitas, però come porta la sua maglia 1-1 e anche il punteggio. Caternicchia adesso prova a sfruttare l'onda lunga del gol appena fatto l'Unitas, l'entrata di Torres e secondo giallo per Torres, in 10 la Parmonval e in un minuto cambia tutto lo scenario della partita, in 10 padroni di casa. E dunque a 20 minuti più recupero l'Unitas sciacca per provare a sfruttare l'uomo in più. E se 2 minuti e mezzo fa la situazione sembrava sorridere alla squadra di Mutola, adesso lo scenario è ben più complicato. Occhio al calcio di punizione, Camarà sul punto di battuta, una palla tesa in mezzo, colpo di testa che non arriva, poi il tocco di Cari, questa volta Chimento è bravissimo perché non era per niente facile controllare questo pallone. Cari di fatto l'ha toccata dopo il buco di Jammeh, è stato bravo a indirizzarla, è stato bravo Chimento a restare sul pezzo e soprattutto a mettersi alle spalle l'errore che ha causato il gol. Qui intanto Cari, Erbini, l'entrata di Sanchez regolare, Passero, chiude Genco che ha dato sicuramente energia, qui incespica sul terreno di gioco dello Monaco. Passero, palla centrale perché adesso c'è un buco, lo sfrutta Sanz. Piscopo, pressato ma alla fine la smista su Sami, prova a correre contro Caternicchia, ancora l'Amraoui, Caternicchia sul pallone, poi pallone lanciato in avanti, arriva Sanchez, si lotta su tutti i palloni perché adesso è una battaglia qui al Francolo Monaco. Triolo in qualche modo, poi la gioca Russo alzando un campanile, cervello ringhia alle spalle di Margaritini e alla fine riesce a guadagnare fallo laterale. Sanz svirgola,
Cervello la tiene in campo di testa, poi Russo prolunga ma direttamente in fallo laterale. Uno dei primissimi errori da parte di Sanz. Qui Cari con la sponda a cercare a trovare Margaritini. È andato via Sanchez, arriva Erbini ma era in fuori gioco Erbini. E qui Erbini ha... Intanto cambio. Nella Parmonval esce Samel Amraoui ed entra Follari. Follari che si va a sistemare sull'out di destra, la fascia la prende Russo. Da capire anche se Mutolo vorrà e potrà sfruttare Totorrappa. In questo momento si è unito nel riscaldamento a Buscetta anche Gaetano Zerbo. Da capire anche quali saranno le scelte. Nel frattempo prosegue il lavoro di Rotolo e di Ricciulli in casa Unitas Sciacca, mentre la Parmonval torna a farsi vedere. Cervello non riesce a tenerli, anche calato di intensità. Il numero 3 Sanchez batte lungo, arriva Caternicchia in anticipo, attenzione perché può ripartire l'Unitas. È un po' scoperta la Parmonval sul lato destro, il fallo di Sanz che fa infuriare i giocatori di casa e anche la dirigenza. Qui intanto la corsa di Triolo. Genco con il cross, Chimento in uscita. Rinvia Chimento dalle parti di Martinez. Di Mercurio gli ha preso ormai le misure. Passero in avanti Martinez, fuori gioco. Qui forse un po' pigro Martinez nell'andare già oltre dopo aver fatto sponda, mentre Giammè ha già battuto la punizione, anzi no, la batte adesso Di Mercurio. Battuta lunga dell'ex Canicattì verso Hamzakari, colpo di testa di Sanchez, poi Camarà. Fricano, contrasto con Russo, tutto ok per l'arbitro. Giammè di testa su Caternicchia, la sterzata su Passero e il lancio in avanti ancora su Cari. Sponda Genco, contrasto con Follari, l'arbitro fischia, anzi contrasto con Piscopo, fischia in favore di quest'ultimo. Tra la battuta Sanchez. La battuta del rosso, poi attenzione a Martinez. Ha vinto il primo rimpallo, non il secondo. Palla da fondo, palla Jaber che serve subito Di Mercurio. Camarà con spazio, può avanzare, palla al piede. Lancio sulla destra dove c'è Margaritini, controllo, lo attende Cervello, lo salta Margaritini che può andare, pallone in mezzo verso Cari e verso Erbini, di testa Follari, arriva Camarà che carica il sinistro, palla fuori. Andrà a rinvio Chimento.
La battuta dell'estremo difensore della Parmobal, palla che rimbalza dalle parti di Ciammè. Follari, prima sortita offensiva, il ragazzo fuoriuscito dal settore giovanile del Monreale. Qui Sanz fermato da Erbini che può avanzare, ancora Erbini, resiste a una carica, subentra anche Piscopo che lo ferma sul pallone. Grande intervento, l'ennesimo di Simone Piscopo che poi va a lanciare verso Martinez, ancora fuori gioco. E qui insorge in maniera anche abbastanza furibonda Gaston Martinez su questa chiamata di offside. Intanto è pronto Ricciulli nell'Unitas, lì già davanti a quello che è nel basket è il cubo dei cambi. Vediamolo il cambio. Esce Camara. Dai ragazzi, non molliamo, dai! E dunque tocca a Ricciulli con adesso Margaritini che passa in zona centrale. Adesso letteralmente a trazione anteriore l'Unitas perché schiera Cari punta centrale, Erbini e Ricciulli a supporto e Margaritini praticamente sotto punta. È una specie di 4-2-4 e i due in mezzo al campo sono Fricano e Genco e comunque hanno abbastanza, cioè doti abbastanza spiccatamente offensivi. Tutto per tutto in casa Unitas che sa quanto è importante vincere per tenere vivi gli orizzonti playoff al momento possibili, ma adesso il margine di errore è minimo perché ci sono solo 9 punti, cioè in realtà sono tanti 9 punti, ma c'è soltanto un punto tra i playoff e l'oblio. Caternicchia con l'esterno, Follari interviene, poi Fricano riutilizza il pallone, lo serve ad Erbini che la fa rimbalzare, la controlla. Erbini contro Sanchez, da fermo Erbini, subentra Fricano che però non porta velomo, allora Erbini passa al centro, cerca lo spazio per il cross che arriva, Piscopo come sempre di testa. Passero, ha finito la benzina anche lui, Di Mercurio in mezzo a due. Caternicchia per Ricciulli, prima palla della sua partita, Ricciulli con il cross su cervello, rimessa laterale. La palla che è ancora lì per il cross che arriva, allontana Sanz, poi Passero, Di Mercurio, ancora dove c'è Passero ma Ricciulli alla meglio, Passero recupera, Sanz. Di Maria, senza pensare la mette via. È cambiato intanto il vento mentre qui Martinez può approfittare del buco difensivo dell'Unitas. Corre Martinez, inseguito da Caternicchia, va Martinez, sinistro a giro, che va! Ma cosa ha preso? Calcio d'angolo! Parataso di Keba Jaber che salva l'Unitas. Almeno così sembrava. E mi sa che ha preso il palo. Sembrava che l'avesse presa il portierone dell'Unitas che mi ha fatto sgolare inutilmente. Ma resta la gran giocata di Martinez che ha approfittato sì del buco, ma poi si è costruito l'azione da solo portando a spasso tutta la difesa. Se l'è spostata sul sinistro e poi, da quel che sembrava, ha impegnato severamente il portiere avversario. In realtà la palla ha colpito il legno. In ogni caso, ad un passo dal secondo vantaggio, la formazione di Corrado Mutolo che sta, va detto, sta facendo un'ottima partita per quelli che sono i mezzi, considerando anche il fatto che si trova in inferiorità numerica praticamente dal minuto successivo al gol del pareggio dell'Unitas. Triolo sbaglia.
Triolo alleggerisce, Torres prova ad inseguire anche questa, ormai ci crede sempre e fa bene. La punta della Parmonval, primo errore della partita di Piscopo in un momento abbastanza particolare. Fricano prova a far viaggiare Erbini, ma in vantaggio Follari che prova a difenderla, prova a prendersi anche il fallo. Alla fine si gira e il fallo lo conquista. È giallo per Fricano. Qui giallo gratuito. La battuta della punizione da parte di Piscopo, lunghissima a cercare Martinez che stacca, poi la controlla Russo, Passero non riesce a giocarla su Martinez, chiede un tocco di mano l'attaccante della Parmonval, recupera però Caternicchia che va a lanciare lungo, cerca ancora Cari, di testa Sanchez, poi la palla rimbalza nella terra di nessuno, la conquista Triolo, poi il controllo di Erbini ancora una volta contestato dai giocatori di casa. Fricano, Erbini, tocco di ritorno che arriva, Erbini contro Sanchez, prova a sbilanciarlo Sanchez che poi guadagna anche il rinvio da fondo. Proseguono le proteste all'indirizzo del direttore di gara, si può ripartire dal rinvio dal fondo di Chimento. Batte Chimento dove c'è Margaritini, Erbini, Caternicchia, Erbini, davanti a sé c'è Sanz, arriva Fricano, mani addosso di Sanz, l'arbitro lascia giocare, e allora il rilancio di Russo a cercare Martinez, la chiusura di Di Mercurio, Martinez però con lo spunto riesce a recuperarla, è andato giù Di Mercurio che si rialza, Martinez lo salta, prova a mettere in mezzo Kebas Manaccio, attenzione a Russo, la respinta di Genco a porta praticamente vuota, salvataggio super di Genco, dall'altra parte non riesce Fricano a servire i compagni, gran giocata di Di Maria che adesso prova a correre, Passero, Piscopo, giocata all'indietro al sicuro per Follari che lancia in avanti, prova a staccare Di Maria, è solo Triolo che la aggancia. Ricciulli scambia con Triolo, provano a correre i due subentrati sulla fascia destra, poi se la allunga Triolo, scontro con Sanz, punizione e giallo. Ma è necessario l'intervento, forse è più per lo staff della Parmonval che per quello dell'Unitas. Stanno rialzando però pian piano i due, per fortuna nulla di particolarmente grave. Dai ragazzi, ce la facciamo, dai! Dai ragazzi, occhio, guardiamo! Dai ragazzi, non mollate! Non mollate! Tanto cambio con l'ingresso di Buscetta al posto di Russo. Nuova mossa dopo l'ingresso di Follari, quella più forzata al posto di El Amraoui. Tanto siamo entrati negli ultimi 4 minuti e mezzo, c'è la punizione, battuta da Sanz in aria, colpo di testa a metter fuori, poi Fricano la spazza, però prova a renderla utile per Erbini, c'è l'anticipo sbagliato da Follari e allora può correre Erbini, inseguito dagli avversari, Erbini in aria, arriva Sanchez, Erbini sbilanciato, calcio di rigore per l'Unitas e cartellino rosso per Sanchez. Esultano già in panchina nell'Unitas e questo è un episodio spartiacque della partita, l'erroraccio di Follari, la corsa di Erbini che qui probabilmente ha anche sentito l'arrivo di Sanchez, chissà se ha un po' rallentato la corsa per
arrivare all'impatto, anche se era solo davanti al portiere avversario. E adesso occhio al tiro dagli 11 metri con Hamza Kari che prende la rincorsa davanti a Chimento, fischia l'arbitro. La rincorsa di Hamza Kari, il sinistro fuori! È fuori il tiro di Kari, si rimane 1-1. Incredibile, al Francolo Monaco sta succedendo di tutto. E a 3 dalla fine, ancora pari, la Parmonval ha un uomo e 2 uomini in meno. Qui richiesta accorata dalle nostre parti di far entrare Gaetano Zerbo, mentre Totò Rappa fa l'allenatore aggiunto accanto a Mutolo, più un motivatore con allenatore. Difficilmente lo vedremo in campo, ma la sua carica arriva. Anche Erbini cerca di suonare la carica in casa Unitas. 2:20 più recupero da giocare, recupero che non sarà breve. Ci sono Torres e Sanchez che, nonostante l'ingente quantità di fango addosso, stanno finendo di guardare la partita. Anche per la Parmonval è una gara importante, fare punti oggi consentirebbe di avvicinarsi a quella salvezza che, classifica alla mano, è tutt'altro che scontata per la squadra palermitana, ma anche per le altre. Caternicchia anticipato da Martinez, c'è però Fricano, palla sulla corsa di Margaritini che viene colpito. Margaritini la controlla, Follari subentra, poi Piscopo, poi Sanz evita l'intervento di Fricano che è già ammonito, evita anche Genco, gran giocata di Sanz che prova a portare avanti il pallone, trattenuta di Genco, punizione, giallo, Parmonval sulle spalle di Sanz. ...80 secondi alla segnalazione del recupero. Battuta lunga da parte di Sanz verso l'area, Jammeh di testa, poi Triolo, arriva prima di Buscetta. La palla addosso Alexi Giavirtus. Invio da fondo per Cheba, 1 minuto più recupero alla fine. Di Mercurio, battuta lunga, controlla Follari. Sanz, altra giocata di Sanz, poi Passero prova a inseguire il pallone, subentra Erbini, si lotta, arriva Genco, arriva Caternicchia che sterza, palla centrale sbagliata, spazza Follari, prova a correre Martinez, Jammeh con la rovesciata. Di testa Sanz, è in fuorigioco Martinez, allora Jammeh la gioca lo stesso. Ricciulli prova a far correre Jammeh, Kari da supporto, Jammeh costretto a rallentare perché la palla si blocca. Poi Di Maria in anticipo su Kari, battuta lunga del difensore, poi Triolo apparecchia per Genco. Genco cerca sfogo, trova l'intervento di Passero, poi fermato da Jammeh ma vince il rimpallo Passero, verticale per Sanchez e chiude Di Mercurio che appoggia Jammeh. È scaduto il 90esimo, solo recupero da qui alla fine. Non ti vai a scavalcare! Di testa Follari, Caternicchia, corre il 2, palla per Fricano, Erbini, ancora la corsa di Fricano che praticamente sul fondo lo attende Piscopo, palla in mezzo, Caternicchia in aria, Caternicchia destro, il salvataggio, la palla rimane lì, e l'intervento di Chimento, poi Kari, salvataggio Kari alto, incredibile ancora, 4 volte ad un passo dal gol vittoria l'Unitas. Pazzesca l'ultimazione, 2 salvataggi, il miracolo di Chimento, poi Kari fuori. Se ho visto bene 4 di recupero, ma mamma mia cosa sta succedendo al Francolo Monaco. Era cominciato tutto con una storta alla caviglia del signor Russo di Benevento. Sembrava questo l'unico o il più improbabile dei colpi di scena, ma chi si aspettava un infrasettimanale così così?
è stato piacevolmente sorpreso. Fallo di Cari su Piscopo, punizione Parmonval. Di Maria! Penzola! Siamo calmi, giochiamo, mandiamo. Mettila dentro sta palla. E punizione Parmonval, andato via 1 minuto e 40. Dei, se ho visto bene, 4 di recupero. E Di Maria con la battuta di testa Ricciulli, che ha avuto anche lui la palla per segnare in quell'azione folle, frenetica. Attenzione qui a Martinez che prova a liberarsi, porta a spasso gli avversari. Fricano gli porta via il pallone, gioca in avanti, ma c'è l'intervento di Follari che manda la palla più lontano che può. Giammè di testa, rischiando, ma Di Mercurio salva. Genco porta sul pallone, 2 minuti e 15 se ne sono andati del recupero. Fricano, lancio lungo, c'è l'inseramento di Margheritini, di testa Di Maria 2 volte, poi Margheritini prova a liberarsi, cervello spazza, ma la palla è ancora lì. Follari in qualche modo 2 volte interviene. Caternicchia prima di Sanz, poi Fricano sempre contro il numero 8, fallo, punizione Unitas. Oh, e fallo pure contro non è. Uno davanti la palla, La battuta di Fricano su Erbini contro Sanz, Erbini ha puntato, Erbini va in mezzo ma incespica sul pallone. Tirano un altro enorme sospiro di sollievo in casa Parmonval perché Erbini aveva bruciato Sanz, gli aveva tolto la velocità. Qui intanto Ricciulli prova a far sbrigare l'avversario, ma Chimento non ha fretta ed è giusto che sia così. 40 secondi alla fine. Non credo che ci sarà un extra recupero perché di tempo non se ne è perso. Ma quante emozioni oggi al Francolo Monaco, soprattutto nel secondo tempo. Fricano corre, palla per Erbini che l'aspetta troppo, Follari gliela mette fuori e si becca gli applausi. Genco prova a correre su Buscetta, poi l'appoggio a Triolo. Ricciulli sovrappone Triolo, la palla è per lui, è bravo però Passaro a tenerlo lontano e a guadagnare un rinvio. I 4 di recupero se ne sono andati. Triolo protesta con il direttore di gara per una presunta trattenuta di Passaro. Io personalmente non sono d'accordo con queste proteste. Signor arbitro, i 4 sono finiti. I 4 sono infiniti. È finita la partita. Qui Mutolo protesta, il signor Musumeci guarda il cronometro sul rinvio di Chimento che sta per arrivare. Batte il portiere. Fricano, Cari prolunga, arriva Piscopo ma arriva Margheritini. Piscopo con gli artigli la mette in calcio d'angolo, vediamo se viene battuto e verrà battuto. No, ma c'è stato l'ultimo tocco di un giocatore dell'Unitas Sciacca, secondo il primo assistente, secondo il signor Poma. Magna i capelli per Ricciulli. La partita è finita. E con le mani andrà Di Maria, che sta finendo la partita con la fascia. Qui Piscopo va a battere, un po' di indecisione, va a battere con le mani Piscopo e l'arbitro fischia 3 volte. È finita la partita e la Parmonval porta a casa un punto tutto cuore contro l'Unitas Sciacca, che era andato sotto, aveva ripreso la partita, ha avuto tantissime opportunità per vincerla, ma alla fine un punto a testa, e va detto, forse è più giusto così. Termina 1-1 la gara infinita, la gara durata 4 giorni tra Parmonval e Unitas Sciacca. Per la cronaca, vantaggio dei padroni di casa con il gol dell'1-0 firmato da Passero, il pareggio firmato da Margheritini. Hamzakari a 4 minuti alla fine ha sbagliato un calcio di rigore. In ogni caso sale a quota 35
a 9 punti dal secondo posto e quindi con playoff ancora possibili. l'Unitas Sciacca rosicchia un altro punticino alla Parmopal. Da Francesco Cambuca, dal Francolo Monaco è tutto, grazie per averci seguito. Tra la serata di oggi e la mattinata di domani gli highlights e le interviste. Alla prossima.